Brioche cutuppo siciliana morbidissima. E rieccoci qua al nostro appuntamento goloso. Oggi vi presento la brioche cutuppo siciliana. Molti di voi conosceranno già un mio vecchissimo video perché è andato proprio virale in maniera pazzesca, è un video di qualche anno fa, un po' datato, e oggi per la primissima volta, perché voi sapete solitamente non riproduco vecchie ricette, ho deciso però di fare un'eccezione. L'eccezione la faccio perché quel video è parecchio datato e pur avendo i suoi begli anni e tecnicamente non ero nelle condizioni in per oggi, quindi le luci non erano le stesse, la qualità dell'immagine nemmeno, e io, ahimè, oggi sono anche un po' più vecchiotto rispetto ad allora, questo video, come vi dicevo, continua ad andare virale in maniera pazzesca. Per cui ho deciso di fare un lifting a quel video, riproponendolo in una chiave un po' più moderna, ma anche facendo qualche piccola accortezza che allora mi era sfuggita. Quindi, se volete vedere il vecchio video, vi lascio comunque il link in descrizione, ma io vi consiglio comunque di godervi questo. E detto ciò, non ci resta altro che tuffarci all'interno della ricetta. Iniziamo subito, facendo prima un po' di sbarazzo perché non ne potevo muovere. All'interno delle uova vado giù di zucchero, sbriciolo il lievito, e poi inserisco parte del latte, non tutto, soltanto una piccola parte. E con una frusta faccio una piccola pastella. Inserisco il composto all'interno della planetaria. Inserite le uova nel cestello, foglia, chiudo e faccio andare per un paio di minuti. Così, soltanto il nostro liquido, la nostra pastella, chiamiamola pure così. Benissimo, abbiamo finito di amalgamare gli ingredienti, il lievito si è attivato. E adesso in un solo colpo tutta quanta la farina. E sempre con la foglia continuava ad impastare, velocità 1. La restante parte di latte. E adesso inseriamo il gancio. Inseriamo la restante parte di latte e facciamo un po'. In questo istante, quando la pasta è esattamente così, quindi quasi del tutto incornata, prima il sale e poi lo strutto pian pianino. Perfetto, la pasta si è incornata, adesso la trasferisco sul ripiano da lavoro e comincio a fare qualche piega. Guardate che quant'è elastica, stupenda, mani pulite, non si appiccica, un po' di farina sul ripiano, ma proprio poca, e facciamo qualche piccola piega. E per chi ancora non l'avesse fatto, ovviamente si iscriva al canale e clicchi sulla campanella per restare sempre aggiornato sulle nuove pubblicazioni. E a voi tutti, che spero sinceramente vi sia piaciuta questa ricetta, condividete il video e mettete un like e lasciate un commento. Qualunque tipo di feedback, base con su parolazze, ovviamente è più che gradito. Una bulla alta, mettiamo un po' di farina sul fondo, proprio poca, e trasferiamo la nostra bella pagnotta di brioche all'interno. Copriamo con pellicola e la facciamo lievitare. L'ideale sarebbe che l'impasto triplicasse, ma fino al raddoppio tutto sommato può andare bene, ma io vi consiglio di farla triplicare, quindi pazientate ancora un po'. Benissimo, la nostra brioche sta lievitando, adesso facciamo con le specifiche importanti. Una su tutte, e su questa credetemi non transigo, sapete qual è? Che la brioche siciliana cutuppo. O burro, o l'ha visto mai, manco sapevo che è un burro. E adesso vi spiego. Ma nasce in un periodo storico, sociale, dove un petitto faceva acido, ossia la fame regnava sovrana, e il burro era uno di quegli ingredienti molto costoso, soltanto per pochi eletti, ossia chi di chi i piccioli, la nobiltà o gli alimenti ai quali viene abbinata la brioche siciliana è un bilanciamento perfetto, perché voi sapete benissimo che solitamente la brioche siciliana viene abbinata alla granita, che essa sia di mandorla o di limone, quello che volete, ma è una granita tipica fatta in Sicilia, anzi, tutto questo, vi lascio il link in descrizione per la granita di mandorle che ho preparato io. Oppure a quei meravigliosi gelati sempre siciliani. Perché specifico? Perché la pasticceria siciliana, voi sapete bene che solitamente è molto ricca di zuccheri e grassi che portano sapore. Una brioche neutra bilancia perfettamente quello che è il piatto finale. Quindi una brioche cutuppo siciliana fatta con prosciutto, con una bella granita al tavolo, la mangiate e magari ve ne mangiate pure due. Quella fatta col burro sicuramente sarà buonissima, ma al secondo morso la mettete a lasciare la brioche neutra, senza scorzetta d'arancia, limone, no, ma voi siete liberi di fare ciò che volete a controllare la lievitazione e continuiamo la ricetta. Triplicato l'impasto.
Guardate, stupendo. Adesso io metterò l'impasto su questa spianatoia, se è il caso mettete poca farina, non ne mettete tantissima, e vi faccio vedere adesso tutte le altre varie fasi. Vado a fare un paio di rinforzi, in questo modo, guardate qua, che meraviglia. E poi vado a ricavare dei cilindri, guardate qua, stupendo. E faccio un piccolo salsicciotto, questo lo sposto, a tagliarmi le pezzature. Devono essere pezzature di circa 80 grammi ciascuna. Perfetto. E le teniamo da parte. Con la restante parte andiamo a fare il tuppo. Il tuppo devono essere dei pezzettini di non oltre 20 grammi. Quindi abbiamo così un totale di ogni brioche finita a 100 grammi. Fatte le nostre pezzature, quindi di qua c'è la brioche, di qua abbiamo fatto un tuppo, adesso li andiamo a pirlare e ad assemblare. Prendiamo la prima brioche, facciamo qualche piccola piega, niente di impegnativo, giusto per dare un po' di forza alla brioche, pirlatura, e la andiamo a disporre su una teglia foderata da carta forno. E continuiamo così con tutte le altre. Una volta effettuata la pirlatura delle brioche andiamo a fare i tuppi. E allo stesso modo facciamo delle palline, quindi una pirlatura, molto compatta, deve essere bella dura sotto la mano. Una volta fatto questo, li andiamo a creare una micetta. E facciamo così con tutte le altre. Riprendiamo le nostre brioche che abbiamo messo in teglia e adesso con l'indice al centro di ogni singola brioche, stando attento a non forare, quindi usate il polpastrello e meno possibile l'unghio, facciamo un... Dopodiché lo allarghiamo leggermente, senza forare la pasta, mi raccomando. Prendiamo un tuppo, parte della miccia al centro e lo andremo ad inserire, così, in maniera molto delicata, senza fare pressioni, altrimenti il tuppo viene schiacciato e non è la classica brioche col tuppo, e molti schiacciano e poi viene tutto pressato. Adesso faccio vedere l'altro. Adesso le dobbiamo fare lievitare ancora una volta. Inserisco nel forno, esattamente così come sono, forno spento, e all'interno metto un tegamino con acqua bollente. L'acqua bollente mi va a creare una camera di lievitazione praticamente artigianale, raddoppiano di volume. E appena raddoppieranno di volume, un benvenuto, mi raccomando, restate qua perché poi vi faccio vedere come le andrò a definire. Le nostre brioche sono belle e lievitate e adesso non ci resta altro che passare all'ultima fase. Prima le spennello con un po' d'uovo e poi li andrò ad infornare. Adesso li andiamo a mettere in forno preriscaldato 170 gradi. Questo vale per i primi 5, massimo 10 minuti. Dopodiché lo alziamo a 180-185 gradi massimo e terminiamo la cottura. Guardate qua quanto sono belle. Col tuppo, belle alte. Adesso mettere su una gratella, anche quella classica da forno, e li facciamo raffreddare. Ed eccole qua. Guardate che morbidezza. Quanto sono soffici. Bella noce!